Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Flussi freschi da nord-est hanno portato della nuvolosità fino alla giornata di martedì sul settore adriatico e sul Veneto, condizionando il tempo, ma senza precipitazioni, per la discesa di un vortice sul Mar Ionio tra la Grecia e il settore ionico, un'instabilità che perdurerà fino alla giornata di mercoledì, dove avremo temperature leggermente sotto la media, mentre saranno sopra media a nord e soprattutto sul centro Europa, dove il caldo sarà molto intenso, mentre correnti calde dalla metà della settimana condizioneranno anche il nord Italia, portando temperature sopra i 30 gradi su gran parte della Val Padana, mentre continuerà a essere molto caldo sul centro Europa. Le giornate quindi saranno contraddistinte da instabilità sulla Sicilia orientale e sulla Calabria, mentre bel tempo che dominerà e sarà protagonista sul nord Italia, su gran parte dei settori tirrenici e a nord-est, caldo che si varrà via via più intenso dal weekend, mentre il ciclone mediterraneo andrà attenuandosi nel sud Italia, portando bel tempo anche in quelle zone. Notiamo infatti come giornata di martedì sarà instabile soprattutto tra la Grecia, il settore tra la Calabria e la Sicilia orientale, con temporali anche forti, mentre bel tempo dominerà la scena altrove, con qualche episodio instabile ancora mercoledì sul settore appenninico, giovedì bel tempo invece sul resto d'Italia, con clima molto mite ma caldo comunque apprezzabile anche dal 10 settembre, quando avremo un'espansione dell'anticiclone subtropicale anche su tutta l'Italia. Sul nord Italia toccheremo anche punte fino a 32 gradi, comunque un caldo apprezzabile soprattutto sui rilievi. Ma per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.